È tutto pronto per la settima e conclusiva dall'ippodromo del Savio di Cesena. Ci sono ben 3 ritirati in questa prova per 4 anni, rimangono in 8 al via. È stata giocata in maniera importante Costamagna Pax in apertura di contrattazioni, la quota poi è scesa probabilmente un po' troppo e quindi è stato giocato Casettaro. Ora pari a scelta la quota, il terzo del campo è Chames dei Greppi a 13, a 18 Charlotte Regal. Gli altri sopra il 20 contro 1 in una corsa che è un match. Andiamo a godercelo. 1 Chames dei Greppi, Simone Levakovic, 2 Casettaro, Marco Stefani, 3 Costamagna Pax, Tommaso Gambino, 5 Cazzaniga Light, Marco Basile, 7 Charlotte Regal, Luigi Cuozzo, 9 Coldplay Waiselle, Salvatore Luongo, 10 Come On Boy Fior, Dario Di Maio, 11 Cleo Ors, Enrico Antonio Maisto. La macchina li lascia con Costamagna Pax che prova a scavalcare Casettaro e vi riesce ad imboccare la prima curva. Costamagna in vantaggio nei confronti di Casettaro, poi allo steccato Chames dei Greppi, di fuori Coldplay Waiselle che a destra Cleo Ors che si propone di fuori. 14,4 per il lancio, Costamagna Pax in vantaggio, prova a riprendere in mano Tommaso Gambino. Casettaro è lì che deve decidere se andare a destra oppure no, lo fa Marco Stefani dopo 400 metri di corsa, passati in 29,1. Costamagna in vantaggio e Casettaro di fuori, così rimane in terza ruota Cleo Ors che deve ritrarsi. Coldplay Waiselle alla seconda pariglia, Chames dei Greppi è secondo allo steccato a precedere Charlotte Regal. I 600 se ne vanno in 44,5. Costamagna Pax in vantaggio, Casettaro al suo esterno, Chames dei Greppi alla corda, la seconda pariglia sempre per Coldplay Waiselle, avanti a Cleo Ors, mentre nelle retrovie Cazzaniga Light segue solo Come On Boy Fior. 59,2 per la metà gara, Casettaro impegna Costamagna Pax che è costretta a camminare all'avanguardia. Sempre secondo allo steccato Chames dei Greppi quando il chilometro se ne va in 1,14,5. Costamagna in vantaggio, Casettaro allo scoperto, Chames dei Greppi di dentro che guadagna terreno perché il treno all'esterno ora inizia a far fatica visto il ritmo allegro. Costamagna è leader a 400 dalla conclusione, 1,29,1 i 3/4 di miglio, crolla Casettaro, Chames dei Greppi così avrebbe la destra libera, così come ce l'avrebbe Charlotte Regal, prova a spostare Chames dei Greppi all'attacco di Costamagna Pax a 200 metri dalla conclusione. C'è 14,9 per la piegata, Costamagna in vantaggio, Chames che prova ad attaccare, va di dentro Charlotte Regal, Costamagna che ha ancora qualcosa da gestire nei confronti di Chames che arriva forte a centropista, ma peggiore di camminata e allora Costamagna Pax nel finale vince nei confronti di Chames dei Greppi. Al terzo posto Charlotte Regal. 1,13,7 il ragguaglio cronometrico, la vittoria di Costamagna Pax, Tommaso Gambino che corona una serata da urlo con il successo all'ultima. Il training di Salvatore Valentino, la proprietà di Michela Rossi, al secondo Chames dei Greppi, al terzo Charlotte Regal.